Assonuoto lancia l'allarme in Veneto. Una piscina su 3 è in difficoltà, alti costi di gestione e crisi economica. Il servizio. Crisi economica, riduzione delle risorse pubbliche e sovraffollamento dell'offerta. Questi fattori che oggi determinano la situazione critica del nuoto regionale e in particolare delle società sportive che gestiscono piscine pubbliche nel Veneto. Una situazione che ha radici profonde nell'illusione di un settore che 10 anni fa sembrava immune alla crisi e che ha spinto privati e amministrazioni comunali a continuare a costruire impianti natatori, con il risultato però che oggi ce ne sono troppi. Da uno studio fatto del CONI una decina di anni fa, un impianto per poter essere gestito in maniera economica aveva bisogno di un bacino di utenza di almeno 40.000 persone, in presenza dell'intervento anche dell'amministrazione. Oggi in alcune realtà abbiamo bacini di utenza di 8-9.000 persone per un singolo impianto. Questo lo rende effettivamente difficilmente gestibili. In 10 anni non solo è aumentata l'offerta, ma è anche diminuita la domanda. Alla fine la crisi è arrivata anche nelle piscine e se i consumi delle famiglie sono andati sott'acqua, d'altra parte sono emersi costi sempre più insostenibili per le società sportive, costrette ad assumersi tutti gli oneri della gestione degli impianti comunali. Le società sportive che attualmente riescono ancora in qualche modo a reggersi faticosamente perché sono società senza fine di lucro, per cui non hanno l'esigenza di gestire dividendi di utili e reinvestono tutte le risorse nell'attività sociale, nell'attività sportiva, nelle manutenzioni degli impianti. Manutenzioni che sono necessarie per mantenere in efficienza, per poterle fare funzionare le strutture. E questo problema si è reso sempre più evidente con la difficoltà economica anche delle amministrazioni comunali, che tra patti di stabilità e comunque difficoltà di bilancio delle stesse amministrazioni fanno fatica a trovare le risorse per sostenere anche le manutenzioni che sarebbero a carico loro. Tra impegnativi piani finanziari per la manutenzione delle strutture e costi energetici sempre più alle stelle, oggi in Veneto una piscina pubblica su 3 si trova in difficoltà economica. Da qui l'appello di Assonuoto, l'associazione dei gestori di impianti e del comitato regionale della Federnuoto, a fermare quantomeno la costruzione di nuove piscine, per la salute di tutte le società che continuano a svolgere non solo un'attività sportiva, ma anche un servizio per il benessere della comunità a prezzi per tutte le tasche. È un problema rilevante, sempre più rilevante e che necessita di una politica generale su base regionale di pianificazione di quella che è l'impiantistica sportiva e di manutenzione degli impianti esistenti. Così come la Regione sta chiedendo l'autonomia nelle spese sanitarie e nel Veneto abbiamo raggiunto livelli di eccellenza, credo che se abbinate a queste ci fosse una possibilità di scelte autonome in Regione anche per le politiche legate all'impiantistica sportiva, riusciremo a mantenere quel livello di eccellenza che abbiamo sempre avuto e che vorremmo continuare ad avere.